Domani inizia la scuola, quindi è un grande giorno anche per la polizia locale perché iniziamo ovviamente i servizi di vigilanza davanti alle scuole. Anche per la municipale di Treviso inizia un nuovo anno scolastico, con qualche novità come i maggiori controlli a campione fuori dagli istituti per identificare possibili spacciatori, ma anche per individuare se tra i ragazzi si verifichino episodi di bullismo. Situazioni delicate per le quali il comandante Gallo punta sulla costante presenza e maggiore sensibilità dei nonni vigile. Domani avremo anche l'incontro con i nonni vigili, sarò presente io, sarà presente anche il sindaco per un saluto, questo per fare in modo che tutto il reparto sicurezza, perché i nonni vigili in qualche modo collaborano con questo reparto sicurezza, siano al loro posto già da domani. Servirà l'occhio acuto ma discreto dei nonni per individuare nella quotidiana entrata e uscita da scuola possibili vittime di bullismo. Ragazzi costantemente al centro di scherno o di piccole violenze fisiche o verbali da parte del branco che saranno segnalati al comando e da qui alla rete di assistenza. Ma non saranno solo le scuole ad avere i maggiori controlli. Faremo controlli alle scuole, faremo controlli ai parchi, faremo controlli alla stazione del treno, alla stazione degli autobus, quindi stiamo già programmando assidui controlli su tutto il territorio, ma in modo particolare davanti alle scuole. Tante le pattuglie a piedi o in bicicletta, ma anche in borghese, in particolare per quella che viene definita la zona rossa, con al centro i giardinetti di Sant'Andrea. In tema di zone, il comandante annuncia un vero e proprio giro di vite contro i furbetti del parcheggio in zone a traffico limitato. Abbiamo intensificato i controlli in Calmaggiore e in tutta la ZTL, abbiamo intensificato i controlli sul carico-scarico, abbiamo intensificato i controlli dove non si deve parcheggiare. Negli ultimi 15 giorni abbiamo fatto controlli sia mattina che pomeriggio, soprattutto in piazza San Vito, in via Calmaggiore, per cui abbiamo fatto anche rimozione di auto, quindi invito tutti i cittadini a rispettare le norme perché non rispettandole, ripeto, si creano situazioni di confusione e non deve capitare.